Dopo una gara molto corretta, la tensione è esplosa al quarto minuto di recupero. Il Matera Sassi era sotto di un gol. La rete del materano Rubino è stata annullata dall'arbitro, mentre al 24esimo era stata la realizzazione del potentino De Simoni a non essere convalidata. La decisione ha scatenato la reazione dei tifosi biancazzurri. C'è stata una breve invasione e a fine partita altro momento caldo quando i giocatori del Potenza, che nel frattempo aveva segnato il gol del raddoppio, hanno gettato le maglie ai sostenitori. Poi accerchiamento dello stadio da parte dei tifosi materani più esagitati. C'è stata una sassaiola, sono rimaste ferite o contuse 6 persone, 5 sono poliziotti. Auto della terna arbitrale e pullman del Potenza sono usciti dallo stadio dopo un'ora e mezza. Il presidente del Potenza, Piervito Bardi, mette sotto accusa le forze dell'ordine che non avrebbero garantito la sicurezza. Il questore di Matera Introcaso, dal canto suo, replica che tutto è stato gestito al meglio. E adesso lo sport vero, quello giocato. Eccovi una panoramica degli avvenimenti di ieri, calcio e basket. Era l'evento sportivo più atteso della settimana, il derby tra Matera Sassi e Potenza il 21 settembre, e ci sarebbe piaciuto commentare una bella partita vivace. Non è andata così. Primo tempo noioso con l'espulsione del materano Correnti. Dopo 85 minuti fermi sullo 0-0 con un gol rossoblù di De Simone non convalidato a metà ripresa, nel finale la svolta. A 4 minuti dal 90esimo per il Potenza segna Pisaturo. Al quarto di recupero al Matera Sassi viene annullato un gol di Rubino che nelle immagini sembra regolare. Sarebbe stata la rete del pareggio. Degli incidenti abbiamo già detto, poi segna Piscopo. Sicuramente è stata una partita, un derby negativo, però io credo fortemente che le grandi cose passano attraverso le grandi difficoltà. Io credo che la squadra abbia fatto una prestazione soprattutto sotto il profilo caratteriale veramente all'altezza di un derby. Un mese di tempo per dare una svolta alla vicenda calcistica materana. Nel derby con il Potenza la squadra ha giocato senza cuore, giudizio del presidente del club Vito Antonio Ripoli, che ora pone un ultimatum ai giocatori. 4 partite per dimostrare quel che valete sul piano tecnico, in presenza di risultati ancora deludenti, sono pronto a novembre a rifare la squadra. Giocatori sotto accusa dunque, senza le dovute reazioni molti potrebbero essere costretti a cambiare casacca alla riapertura delle liste di trasferimento. Gode invece della massima fiducia del club il tecnico Mauro Zampollini. L'allenatore non è in discussione sino al termine del campionato, ha precisato Ripoli. Matera senza vittorie dall'inizio del torneo, occhi puntati quindi sull'incontro di domenica a Locri, per vedere se le parole dure di Ripoli avranno avuto un seguito. Si attende il riscontro dal terreno di gioco.